Quando il nostro artista vittoriese Armando Tonello si trasferisce a Venezia, la città lagunare è un centro fervente dal punto di vista artistico che sta mettendo in contatto la nostra realtà italiana con quelle che sono le avanguardie dell'epoca. Impressionismo, post-impressionismo, avanguardie russe, futurismo. E poi tutta una serie di retrospettive, da Cézanne successive a Van Gogh, a Monet. Tutti questi stimoli giungono all'interno della pittura degli artisti che popolano Venezia in quel periodo, e tra questi c'è anche Armando Tonello. E all'interno della sua pittura noi troviamo assimilati, metabolizzati tutti questi stimoli all'interno di una pittura che però rimane coerente per tutto il suo svolgersi a un'idea precisa. Tonello ha una vita molto lunga, vivrà 100 anni, ma nonostante questo rimarrà con questo filo conduttore che lo lega indissolubilmente a quella che era stata la sua prima appartenenza ai pittori della valigia, legati ai temi della realtà, o alla scuola di Burano legata al tema del paesaggio. E quindi molto sinteticamente all'interno dei suoi dipinti troviamo una sicura assimilazione del linguaggio impressionista, della pittura en plein air, di una pittura quindi che rappresenta la realtà in termini di luce-colore, ma troviamo anche un pensare alla fase successiva, post-impressionista, dell'ordine voluto da Cézanne, di una pittura più costruttiva, una pittura materica ma che non si sfalda nella luce. Ma troviamo anche la capacità di fare interagire quella che è l'idea degli artisti di Burano, del paesaggio, con la pittura dell'Ottocento francese. E quindi un artista che mantiene durante tutta la sua vita il coraggio della coerenza di linguaggio, arrivando a darci dei dipinti come quelli che sono qui presenti all'interno della galleria di Villa Crozza Vittorio Veneto, dei dipinti che rappresentano la sua realtà, diventando pagine di memoria, momenti di emozione. Per questo omaggio ad Armando Tonello si è pensato di esporre, insieme alle opere che sono già presenti nel percorso museale, altre opere di Tonello che abitualmente sono conservate nei depositi della Galleria Civica e del Museo del Cenedese. Si tratta di dipinti e disegni che rappresentano paesaggi soprattutto, ritratti, studi di figure, alcuni soggetti di carattere sacro ed una natura morta, e che coprono un arco temporale che va dagli anni 30 alla fine degli anni 80 del Novecento. Inoltre è stata esposta nelle bacheche, nelle varie sale in cui sono presenti altri pittori che con Tonello hanno condiviso diverse esperienze artistiche, una selezione del copioso materiale d'archivio donato dalla famiglia Tonello al Comune di Vittorio Veneto. Si tratta di fotografie, di cataloghi di mostre, di articoli di giornale, di corrispondenza. Materiale che testimonia come davvero Tonello sia stato un protagonista della pittura veneta del Novecento e che documenta la rete di relazioni che Tonello aveva con questi artisti e con gli esponenti della cultura del tempo. Un omaggio quindi ad Armando Tonello come persona e come artista. Ed è per questo che significativamente a rappresentare l'iniziativa è stato scelto un autoritratto di Tonello, un disegno del 1958 che fa parte della collezione Maria Fioretti Paludetti della Galleria Civica, perché sembrava simbolico per questa iniziativa.
nacque a Vittorio Veneto, ma andò presto giovane a Venezia per continuare gli studi. Lì si fermò poi tutta la vita, si diplomò, incominciò ad insegnare, si sposò e aprì uno studio in Campo Santa Margherita. Rimase però sempre molto legato a Vittorio Veneto, alla famiglia, e a Vittorio venne spesso. Amava di Vittorio le colline, il Meschio, anche i viali, e troviamo spesso questi paesaggi nelle sue tele. Quando lo portavo in macchina a Vittorio, appunto arrivati vicino alle colline, lui si emozionava e diceva che bello che sei, guarda quanti colori, quanto verde, quanta natura, e dimostrava tutto il suo affetto per i luoghi.